Non sono 2 casi sospetti e voglio tranquillizzare tutta la popolazione, tutta la cittadinanza e tutta la nostra comunità. Mentre l'Italia registra i primi 2 effettivi contagiati da coronavirus, 2 turisti cinesi alloggiati in un albergo di Roma, nella Marca l'ULSS lavora per rassicurare i cittadini. L'imprenditrice è cinquantenne e il bambino di 4 anni, rientrati dalla Cina, la prima con una leggera febbre e il secondo con tosse, non presentano sintomi tali da classificarli come casi sospetti. Sia il Ministero che la Regione Veneto ha creato una rete importante con un protocollo che garantisce. Questi 2 casi sono arrivati dalla Cina, è stato consigliato alle persone, quindi ai familiari del bambino e all'altra persona, di ovviamente misurarsi la febbre perché era giusto e non sono stati isolati. È stato detto loro di rimanere a domicilio per i 15 giorni che servono a capire se c'è un'incubazione. Da protocollo i prelievi effettuati sulla cinquantenne, ricoverata per un paio di giorni al Cafoncello, sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. I risultati sono attesi per domani sera. Nel frattempo, i primi a cercare di arginare la preoccupazione dei trevigiani sono medici e pediatri di base. Io capisco i medici di famiglia che cominciano ad avere tantissime telefonate. La prossima settimana incontreremo i medici per spiegare loro che effettivamente questo problema da noi non esiste, ci deve essere un controllo per chi arriva dalla Cina, ma la nostra popolazione non ha problemi.